Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore nell'ambito enogastronomico, che è insomma quello in cui spesso mi muovo anch'io. Nel web, sui social, vedete un sacco di video che parlano di ricette, di creazioni gastronomiche anche di un certo livello, con vari personaggi, che va benissimo, del resto anch'io ogni tanto lo faccio. Ma la parte che preferisco è quella in cui vado a trovare i produttori, perché è lì che mi piace scoprire dei tesori culturali e umani che meritano, secondo me, di essere valorizzati. E oggi mi trovo in uno di questi posti da una di queste persone, Roberto Scolari, che produce queste cose. Questi non sono vasetti normali, queste sono verdure fermentate, che se vogliamo è un mondo ancora un po' inesplorato nell'ambito digitale, perché si tratta di preparazioni antiche che lui ha voluto rispolverare, riscoprire e poi produrre. Anche se lui non è un contadino, non è un agricoltore, ma queste verdure le va a prendere nei posti giusti. Verdure fatte in questa maniera quasi dimenticata. Queste verdure sono in pratica un riprendere delle vecchie, delle antiche tradizioni che derivano dai nostri nonni, bisnonni. E questo è una delle cose interessanti. Una volta i nostri nonni non mangiavano nulla che non fosse non fermentato. Mangiavano solo cose fermentate, ecco che il salame, i formaggi, il vino, la birra, e c'erano anche le verdure fermentate, per cui è un riprendere antiche tecniche, antichi metodi, antiche tecniche di conservazione che poi scopriamo sono verdure che fanno bene ma che sono anche buone, perché alla fine il nostro palato riconosce dei gusti che sono gusti che non siamo più abituati. Oggi il cibo ha un gusto piatto. Hai parlato di salubrità, perché? Perché i ceppi batterici presenti naturalmente nella verdura lavorano per accaparrarsi tutto il cibo, non è una cosa, non lo fanno pro bono, lo fanno proprio per mangiare loro. Per cui gli alofili, quelli che amano il sale, gli acidofili, quelli che amano l'acido, i batteri che amano l'acido e il sale, abbassano il pH e rendono salubre il prodotto. Quindi quello che noi mangiamo sono batteri che fanno bene. Esattamente. Con la fermentazione cosa succede? Succede che queste proprietà vengono rilasciate perché i batteri lavorano per scindere i nutrienti. Loro si nutrono dello zucchero della verdura e questa scissione dei nutrienti cosa fa? Ci fa bene a noi perché noi riusciamo a mangiarli e a nutrirci, per cui diventa un nutrimento, non è più un mangiare. E dov'è che agiscono nel beneficio? Beh, nel microbiota intestinale, i batteri che riescono a passare la barriera gastrica non fanno altro che equilibrare il nostro microbiota intestinale. Noi sappiamo che abbiamo 1,5 kg di batteri nel nostro intestino, tra stomaco e intestino, e sono quelli che ci salvano la vita, perché sono quelli che ci rendono immuni da malattie. Alimentando questi batteri non facciamo altro che equilibrare il nostro microbiota intestinale. Chimichi, cavolo viola. Roberto non nasce trasformatore, questa è una passione che ha deciso di coltivare, o meglio, l'ha maturata durante il Covid, periodo che è stato propizio per un sacco di cambiamenti di vita. Cosa ha fatto in quel periodo? Ha deciso di cambiare vita per tornare a seguire due sue grandi passioni, quella per la cucina e quella per la terra, e ha deciso di coniugarle attraverso la preparazione di questi prodotti a base di fermentazione, fatti con la fermentazione, che è una nicchia ancora abbastanza inesplorata, se vogliamo, nel mondo della comunicazione. Ha preso il coraggio a due mani, ha aperto un laboratorio qui a Tregnago, dove mi trovo, e ha cominciato a produrre un sacco di verdure fermentate con un sacco di varietà, per l'appunto, che vanno dai finocchi ai pomodori, i cavoli viola, i cavoli verdi, le cipolle, i pomodori e quant'altro. Ed ha avviato un'attività che riflette molto se stesso. Certo che vedendoti lavorare mi viene da dire, sembra facile, verdura tagliata, sale e via. È davvero così? Allora, è facile perché
i nostri nonni insegnano che cose difficili loro non le potevano fare. Per cui è facile, ma il processo è un processo da essere molto attenzio, cioè da avere attenzione a questo processo, perché è un processo che adesso funziona, domani scappa, ecco, per cui è un qualcosa che è sì facile, ma è anche, come dire, complesso, per cui non serve solo metterci sale e basta, serve la giusta percentuale di sale, serve la giusta temperatura, serve il giusto ambiente, serve anche la giusta cura, per cui una verdura deve essere anche trattata con rispetto, con chiamiamolo quasi amore, ecco. E allora lì è la differenza, ecco. E poi c'è un altro elemento da tenere in considerazione, che è l'amore. L'amore per la materia prima, l'amore per il lavoro e soprattutto la capacità di trovare delle persone che questi ideali, questa filosofia professionale, ma anche di vita, la sa sposare. E infatti oggi mi ha accompagnato da 2 suoi fornitori molto particolari, anche loro animati dalla stessa sua voglia di creare cose di qualità fatte bene e con le mani. Da dove arrivano queste verdure? Beh, queste verdure intanto sono verdure biologiche o ancora di più biodinamiche, coltivate da ragazzi in Verona provincia, uno è Francesco, l'altro è Sebastiano, 2 giovani belli perché proprio si vede che amano la terra, che amano quello che fanno, e per me è importante trovare un prodotto di questo livello qualitativo, per cui parte prima da lì la fermentazione, nel rispetto di quello che viene coltivato e viene portato a me. E poi l'ambiente ha un suo microbiota, tutto fa, sia l'ambiente del campo, sia l'ambiente questo, per cui tutto quello che c'è viene usato dai batteri per scatenare una fermentazione. Il sale è un sale di qualità perché deve essere un sale integrale, è un presidio slow food, per cui deve avere tutti gli oligoelementi, non deve essere raffinato, per cui partiamo da materie prime grezze ma sane e di livello. Da lì parte una fermentazione che poi avrà i suoi risultati nel gusto. Possiamo dire che anche la passione di Roberto è una storia di fermentazione, una fermentazione lunghissima perché è iniziata più di 30 anni fa, una cosa che comunque ha continuato a macinare dentro di lui e che l'ha portato finalmente a concretizzare, come vedete, il suo sogno. E ora dove vorrà arrivare? Ho iniziato da solo, solamente con le mie forze, e sono stato aiutato da tante persone che hanno apprezzato il prodotto, hanno apprezzato quello che mangiavano da un punto di vista gustativo, ma anche da un punto di vista salutistico. Sta andando bene. Dove voglio arrivare? Ma io non porrei limiti alla provvidenza o a quello che succederà. Certo che sono convinto che se questo cibo prenderà piede, perché è ancora un cibo sconosciuto, se si parla di verdure fermentate, forse una persona, 2 persone su 10 riescono a capire perché hanno avuto un'esperienza, ma questo cibo non si trova da nessuna parte, si trova ai mercati che frequento perché lo porto io, ma siamo ancora nella nicchia della nicchia del cibo. Questo è un cibo che però è un cibo salutare, è un cibo che con poco riesce a svoltare qualsiasi tipo di piatto, dall'insalata a un secondo, a un accompagnamento, a un crostino, come si può vedere qui. Per cui quello che è importante per me oggi è far conoscere questo prodotto e poi quando diventerà di uso comune saremo tutti felici perché staremo tutti bene.